Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte parleremo di un'iniziativa del Rotary in programma venerdì e che è dedicata al turismo. Nella prima parte siamo in compagnia del professor Maurizio De Vanna, che ringrazio per essere tornato da noi, con il quale oggi affrontiamo un argomento che è ricco di spunti e ricco anche di collegamenti, vale a dire potremmo parlare di generazione a confronto, se vogliamo, la cosiddetta generazione Z, la generazione dei millennials e la generazione, appunto la generazione a cui noi apparteniamo, i boomers, che è quella dei boomers, eccetera. Perché figli del boom economico. I figli del boom. Tra l'altro, ecco, prima di parlare delle differenze fra generazioni, c'è qualche cosa invece che le collega o non c'è proprio niente che collega queste generazioni? Intanto la differenza fra una generazione e l'altra, oggi come oggi, il cambiamento è molto più rapido. Okay. Diciamo che una volta ci volevano 25-30 anni, adesso dopo 15 anni è già molto diverso. Se lei prende anche un ventenne rispetto a un 35enne, si sentono diversi, fanno fatica. Che cosa, come dire, genera, mettiamola così, il cambiamento generazionale? Abitudini? Certi tipi di rivoluzioni e quindi contesti situazionali, e in questo caso questa grande rivoluzione che è stata la rivoluzione digitale e in particolar modo lo sviluppo dello smartphone, dei social media e di tutte quelle che sono le nuove dipendenze comportamentali. Tra l'altro, quando parliamo di smartphone, eccetera, no? Forse è persino sbagliato pensare che lo smartphone sia come dire, un parente del cellulare, del telefono cellulare. No, completamente diverso, è completamente diverso perché ha tantissime funzioni, da macchina fotografica a video e così. Ma comunque, quello che è importantissimo è il legame con i social media. Ecco, perché ci riflettevo, perché nei giorni scorsi facevo caso che nel mio smartphone l'icona del telefono viene tra le ultime, fra l'altro, c'è tutta una serie di app, eccetera, la banca piuttosto che Amazon, eccetera, e quindi è veramente completamente diverso. Quindi questa grande novità di parlare non più di dipendenza da sostanze, quindi gli oppiacei, l'alcol e così via, ma dipendenze da certi tipi di comportamento. Che derivano in parte anche dai social, dallo smartphone, eccetera. No, io 30 anni fa feci una conferenza in cui non parlavo di questo perché non c'era, però si parlava delle prime dipendenze comportamentali, cioè per esempio il gioco d'azzardo, per esempio lo shopping compulsivo, giusto? Il sesso compulsivo, eccetera. Cioè voglio dire, il lavoro anche. Cioè il lavoro tipo ossessivo, si parla di workaholic, no? Workaholic. E cosa stavo dicendo? Adesso invece, ieri ho tenuto un'altra conferenza in cui ho dovuto parlare delle dipendenze comportamentali online, e queste sono molto diverse perché sono immediate. In che senso? Nel senso che se io digito qualche cosa, immediatamente mi metto in contatto con una comunità, no? Il cyberspazio, che è mondiale, senza limiti, in cui io posso anche mantenere un mio anonimato, cambiare identità, avere un mio avatar per esempio, e questo indubbiamente serve molto per i giovani che hanno problemi di comunicazione. Allora tutti noi abbiamo dei bisogni, il bisogno di socializzazione, e gli adolescenti in particolar modo. Questi adolescenti di oggi sono appunto la generazione Z o post-millennials, sono quelli nati dopo il 95. Noi siamo boomers, poi c'è stata la X,
e poi la Y. Questi qua sono generazione Z, i quali vengono anche detti nativi digitali, perché sono nati col telefono in mano. Ecco, questo tipo di dipendenza sì. è una dipendenza, come dire, più sottile, perché magari non ci accorgiamo di Sicuramente esserlo. sì, anche perché è difficile poter dire che solo loro sono dipendenti, perché anche noi adulti lo siamo. Per esempio, io credo che sia anche questa una forma, nel senso, molto spesso si sa che delle persone hanno dei riti, diciamo, serali, quando sono un po' più liberi, eccetera, e molto spesso si chiude la serata andando, che so, su YouTube, su WhatsApp e quelle cose là, e magari appunto tu lo fai per tenerti aggiornato, anche magari per divertirti un attimo, sì. Però voglio dire, l'idea che devi farlo... Sì, qui le ultime statistiche parlano che per esempio gli americani controllano se è arrivato un messaggino ogni 4 minuti. Ogni 4 minuti? Sì, non solo, ma lo tengono per esempio di notte sul comodino, perché hanno la cosiddetta nomofobia, cioè mobile phobia, cioè la fobia di rimanere senza mobile, senza il telefono cellulare. Hanno la FOMO, fear, la paura di rimanere fuori gioco rispetto agli altri, che gli altri si parlano fra di loro e loro sono fuori gioco. Io mi domando a quel paese dove sta andando, ma questo è un altro discorso, perché forse anche noi saremo a Comunque ruota. ormai il numero di cellulari ha superato in tutto il mondo il numero di persone. C'è più, sì, perché qualcuno neanche 2 o 3 per varie ragioni, insomma. Ecco, ma più pericolosi sono certi social media, tipo TikTok. Pensi che TikTok mandano un video ogni 30 secondi e si accorgono di quale video interessa a lei e dopo la bombarderanno. Tutti i dati che vengono raccolti in questo modo poi servono per campagne pubblicitarie e altre cose, ma anche per controllare anche politicamente, se vogliamo, una persona. In Cina in particolar modo ci sono un sacco di telecamere, riescono a inquadrare, addirittura il comportamento del cinese viene fatto a punti. Se lei fa qualche cosa di regolare, come c'è la patente a punti, invece il comportamento a punti. È una deriva che ci siamo accorti dell'inizio della deriva, o quantomeno riformulo la domanda. Ci si poteva accorgere e porre rimedio all'inizio? No, assolutamente no, perché è una rivoluzione digitale che si dice la terza rivoluzione del genere umano. La prima è stata la rivoluzione agricola, quando l'uomo si è messo a coltivare. La seconda grande rivoluzione è stata quella industriale, che ha dato inizio alla nuova società del Settecento in poi. No? Questa è la terza grande rivoluzione che veramente ha cambiato il modo. Cioè, dobbiamo considerare questi telefonini che sono una specie di protesi nostre. No? Sì. Una volta, se si ricorda, si prendevano le enciclopedie, magari a fascicoli. Come no? Ecco, si ricorda? Come no? L'Universo, mi ricordo. Fascicoli. Sono andati anni per fare i 12 volumi dell'Universo. Qui non c'è bisogno di aspettare anni. Qualsiasi argomento, anch'io se ho bisogno, mi rivolgo. Io anche una volta, per esempio, anche per il cinema, c'era bisogno, non so, dei mereghetti, eccetera. Adesso semplicemente mentre sei là, vedi un film, ti viene in mente, oddio, dove posso aver visto questo, quell'altro, st'altro, hai sicuramente un'app che ti dice quanti anni ha quell'attore. C'è certe app tipo SoundOut, lei sente una canzone e le dice subito che tipo di canzone, le dà persino il testo e così via. No? E poi rimane anche nell'app come playlist. No, sono tante cose belle, parliamoci chiaramente. È sicuramente molto seduttivo e molto attraente. Peccato che poi tutto questo può essere usato anche contro di lei. Pensiamo al fenomeno del phishing, cioè quelli che pescano la sua identità, gli hacker che rovinano tutta la comunità ideologica, digitale, eccetera, ma soprattutto
ci sono grossi problemi relazionali, perché i giovani non si parlano più fra di loro, non c'è più una vicinanza, un face to face, ma il modo di comunicare è, per esempio, il sesso online, le relazioni amicali online, che sono relazioni apparentemente molto facili, ma chiaramente molto fragili. Attraverso poi l'online c'è tutto il fenomeno del bullismo sotto forma di cyberbullismo, e lì dei ricatti fino ad arrivare al suicidio. Ma lì come io queste cose qua ogni volta quando le leggo non riesco a, come dire, a cogliere, cioè colgo la pericolosità del fenomeno, però non ne colgo la vastità, la drammaticità, perché... pensi a tutti questi grandi, Google, Amazon, TikTok, eccetera. Questi hanno in mano quelli che sono i suoi gusti, le sue preferenze, e le vendono. Sì, sì. Le vendono al migliore offerente, e se lei parla di una cosa, lei guardi caso, dopo qualche minuto arriveranno pubblicità su quell'argomento. Anche a casa avere Alexa, Siri o altre cose, ci ascoltano mentre noi stiamo parlando. E questa è la deriva, per esempio, del tipo, io mi ricorderò sempre i primi acquisti che feci su Amazon, sì, e non sapevo della possibilità per loro di darti dei suggerimenti sulla base degli acquisti. Questo però uno poteva pensare, sì, che era un problema di sì, Amazon, no? Che era un fenomeno, ma non è vero, perché questa cosa è diffusa poi a livello mondiale. Mi hanno detto anche che, per esempio, adesso non so come si chiama, chiamiamolo il pannello d'apertura di Netflix, mettiamola sì, così, non è uguale per tutti, perché dipende molto da quello che tu hai già visto. Certo. E quindi dice, chi vuole vedere Netflix, sì, Maurizio De Vanna, sì, sì, sua moglie o un ospite, per esempio. No? Se metto Maurizio De Vanna vengono fuori i film che piacciono a me, chiaramente. No? Questo è limitante per certi... Beh no, perché al limite c'è la libera scelta, sì, cioè, ma posso benissimo l'idea che uno debba per forza soggiacere ai propri gusti, diciamola così, è un po'... Beh, per l'adolescente che ripeto, vede TikTok con questi video continui, pensi ogni 30 secondi. Un'altra statistica ci dice che i giovani controllano se è arrivato un messaggino ogni 4 minuti. È incredibile, insomma, no? Pensi quante migliaia di volte al giorno viene visto. Naturalmente guai se internet sta perdendo la batteria, il telefono sta perdendo la batteria, sì. Sottocarica, c'è una grossa angoscia. Sono state fatte delle grosse statistiche anche recenti. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un mese fa un grosso lavoro, una grossa indagine sulle scuole italiane, e sono venuti fuori che il 14% dei nostri giovani ha proprio una forma già di dipendenza. Dipendenza, si parla di 7-8 ore al giorno passate sullo schermo. E questo tipo di problemi ha avuto logicamente con la pandemia un'accentuazione, però era già incominciato prima. Però lei pensi, questa cosa è scoppiata nel giro di 10-15 anni, questa è la cosa, la rivoluzione così rapida non era mai successa. Sì, effettivamente sì, questo è... E loro, gli americani, non la chiamano più dipendenza, la chiamano addiction. Fra l'altro è la prima volta che gli americani prendono un termine derivato dal latino, addictus, chi era? L'addictus era un romano normale, che però diventava schiavo perché aveva avuto dei debiti che non aveva pagato. Sì, quindi... diventava proprio schiavo, e questa dipendenza è proprio una schiavitù. Invece, professore, come si sostanzia il fenomeno dei hikikomori? L'hikikomori è una forma estrema di isolamento sociale di queste persone, questi giovani adolescenti che hanno avuto dei problemi relazionali molto importanti, ma io direi grossi problemi anche con le famiglie,
si chiudono nella loro stanza e rimangono lì per giorni, settimane, mesi o anni addirittura, senza uscire mai. E naturalmente lì sono collegati con internet e vivono quindi un mondo parallelo, che è un metaverso, se vogliamo. Che è altra cosa rispetto, per esempio, non so, all'agorafobia. Non sono per niente fobici, no? Non è questo il problema. Il problema è un problema relazionale. Si parla di analfabetismo emotivo, cioè se un giovane non si abitua a relazionarsi con gli amichetti, nei giochi e così via, non riesce a entrare in empatia con gli altri e quindi quella che è l'intelligenza emotiva viene a essere deficitaria per queste persone. E qui ci sono dei prodromi, cioè si capiscono certe... Beh, certamente quando una persona tende a isolarsi, sia a scuola, ma anche in famiglia, con gli amici, eccetera, questo può essere il prodromo. Allora, le ultime statistiche danno 1 milione di casi di hikikomori in Giappone e 100.000 in Italia. E non è poco. Molto, molto. E in questo caso l'età l'età è proprio tipicamente adolescenziale, fra i 13 e i 18 anni. Fine medie, inizio superiore. Inizio superiore. È vero che emerge da questa indagine dell'Istituto Superiore di Sanità è che si intervistano i ragazzi, ma si intervistano anche i genitori. I genitori non si rendono conto del disturbo già di dipendenza che hanno i figli. È quasi che il figlio voglia richiamare l'attenzione di un genitore che spesso è assente e che spesso delega al tablet, allo smartphone, quella che dovrebbe essere l'educazione. L'educazione servirebbe, se dobbiamo giocare col tablet, giochiamoci intanto insieme, mettiamoci dei limiti, delle regole, no? Dare un significato anche a quello che guardiamo. Invece no, si dà questo, si delega e così sta buono. Io ricordo che quando avevano i bambini piccoli, una coppia di miei amici non guardava la televisione proprio per... diciamo il momento della televisione tutti assieme era visto come una sorta di rito e come una sorta di premio, però i bambini non sapevano accendere la televisione, non sapeva. Bambino di 3 anni già il telecomando lo sa benissimo manovrare. Quando noi dobbiamo, per esempio in questo caso, no, quando giustamente un papà o una nonna o i nonni dicono no, sa già accendere il televisore da solo, eccetera. Lì dobbiamo essere contenti dello sviluppo. Ovviamente loro vogliono dimostrare la loro grande capacità, eccetera. Dipende poi quanto si lasciano prendere da questo, no? Da quelle che appunto vengono chiamate dipendenze digitali. Queste dipendenze digitali, no? Come dire, che cosa esistono a scapito di che cosa? Cioè, quali sono le buone pratiche che non vengono più messe in atto per via della dipendenza digitale? Dicevo, intanto la capacità di relazionarsi con gli altri, l'empatia e così via, ma poi c'è che il fatto di confrontarsi ogni momento con gli altri rischia di creare delle forme di autosvalutazione e quindi di depressione. Ansia abbiamo detto perché non abbiamo il telefonino, l'abbiamo perso, l'abbiamo dimenticato, non sappiamo dove, ma la depressione sicuramente è fortemente legata a questa autosvalutazione dal confronto con gli altri. Allora, una conseguenza abbastanza frequente è che siccome l'adolescente tende anche ad avere nelle fasi di sviluppo un certo narcisismo, confrontandosi con gli altri vedono se hanno una dismorfofobia, cioè se hanno qualche difetto fisico e tendono ad andare dal chirurgo plastico. No? Questo è un altro... Sì. E i genitori magari li lasciano. Cioè, per esempio ci sono parecchi giovani che hanno visto che in Turchia fanno il trapianto dei capelli molto frequentemente e quindi rompono il genitore fino a che non gli dai i soldini per andare a fare questo trapianto di capelli, perché questa è una cosa banale, per non parlare del naso o di altre cose, no?
Posso, guardi, su questo devio giusto un attimo, ma è stata resa pubblica una foto di un'attrice, Meg Ryan, che si è sottoposta ad una serie di trattamenti, eccetera, che l'hanno completamente trasformata e che le hanno anche rovinato la carriera, perché è assolutamente... imbruttita, Lì, che cosa salta nella mente di una persona? È un vero e proprio disturbo, cioè una dismorfofobia, cioè una fobia di vedersi diversi rispetto a quella che è la nostra immagine ideale. Qui c'è tutto il fenomeno poi degli influencer, no? Sì, cioè che la Ferragni e Ferez hanno 30 milioni di followers. Sì, che dettano legge su quello che... E loro sono ricchissimi perché basta che loro dicano una cosa e sicuramente danno la fortuna a un prodotto invece che a un altro. Volevo tornare al fenomeno, chiamiamolo così, non so se è corretto, dei hikikomori. Sì. Domanda che forse non è posta nei termini corretti. È curabile? Sì, sicuramente è curabile. Lì bisogna vedere quella che è la comorbidità, cioè quali sono le associazioni psicopatologiche che sono dentro qui. Poi, lì potrebbero esserci dei fenomeni di ansia, di depressione, ma anche di schizofrenia, in cui un antipsicotico, per esempio, potrebbe sicuramente aiutare, per non parlare poi di una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale e così via. E questo fenomeno, no? È un fenomeno che è esploso, dicevamo, negli ultimi 10-15 anni. Appunto. Esisteva prima anche qualche cosa di consimile, non necessariamente, ovviamente non legata ai social perché non esistevano? Certo, il gioco d'azzardo è stata la prima dipendenza comportamentale a essere inserita nella nostra Bibbia psichiatrica, che è il DSM, che vuol dire Manuale Statistico e Diagnostico, che raccoglie 350 tipi di disturbo. Ebbene, c'era un capitolo nelle varie edizioni, un capitolo che era dedicato alla dipendenza da sostanze, no? Elencate una per una. Poi hanno fatto un sottocapitolo che ha detto dipendenza da non sostanze, quindi da comportamenti. Quello che oggi come oggi è codificato, perché si è visto anche con tecniche di neuroimaging, risonanza magnetica e così via, che è simile proprio alla dipendenza da sostanze, è il gioco d'azzardo. E il gioco d'azzardo online è stato messo nell'ultimissima edizione, che è il DSM 5 Test Revised TR, che è uscito un mese fa, in cui hanno messo questo e hanno proposto ai ricercatori mondiali di andare a indagare quella che è invece la dipendenza da uso di internet, no? Internet Addiction Disorder. Nell'ambito della dipendenza da internet abbiamo lo shopping compulsivo online, il sesso compulsivo online, no? Le relazioni online e soprattutto, e questa è la cosa più grave, la dipendenza da social media. Allora, se noi pensiamo a quella che è stato lo sviluppo di internet è nata negli anni 50 per uso militare, no, dovevano mettersi in contatto. Dopodiché è stato preso a livello di ricerca universitaria, dopodiché è diventato un fenomeno di massa. La comunicazione, lei dice, come avveniva prima la comunicazione? Beh, intanto fra due persone che si parlano si comunicano. Poi c'è stato il telefono, che mette sempre in rapporto due persone, poi il telegrafo, no, se vogliamo, il fax, ma era sempre un collegamento a due. Sì. Poi ci sono stati i mass media, quindi i giornali, la televisione, la radio. Questo è stato un secondo modo di comunicare che andava da un emittente a tanti riceventi, giusto? Sì, molteplici. Sì. La terza rivoluzione è questa digitale, in cui lei ha molteplici emittenti e molteplici riceventi a livello infinito, non c'è limite. E contemporaneamente. E contemporaneamente. Questa è la grande seduttività
il fatto che sia tutto immediato, disponibile, apparentemente senza costi, e invece poi i costi sono costi umani, di grosso stress, di ansia, depressione. Però non si riflette mai su questo, no? Cioè su come in realtà internet, più che i social media, poi perché sia proprio il prodotto, mettiamola così, finito di tutte queste cose assieme. Ma infatti quando uno dice sei dipendente dal telefonino, sarebbe come dire sei dipendente dalla siringa. Non è che sei dipendente dalla siringa, ma da quello che c'è dentro la siringa. E anche qui non è la dipendenza dal telefonino, ma da quello che viene fatto con quel telefonino. E il problema è anche, io ricordo, per esempio, c'è una delle risoluzioni del Concilio Vaticano II, è un documento molto breve, penso siano 4 pagine, non di più, che si chiama Intermirifica ed è un'analisi dei mezzi di comunicazione, insomma, la faccio un po' più. In quel documento, quindi dei primi anni 60, si coglie la possibilità che si arrivi alla rete. Si capisce qualche cosa da qualche frase, eccetera. Però è anche vero che all'epoca il titolo Intermirifica significa fra le cose belle, la rete veniva vista appunto in maniera positiva. Certo. O non si vedevano o allora non si capivano. Era difficile poter prevedere una ma cosa. Forse non erano nemmeno prevedibili già ad internet affermato, diciamo così, i pericoli e i problemi. Io mi ricordo quando da piccolo leggevo Nembo Kid, Superman, e questi avevano sul televisore a forma di schermo e vedevano le cose. Ma sembrava una cosa impossibile, eppure adesso è una cosa... Che poi, tra l'altro, questo è un discorso, noi abbiamo avuto anche il televisore nel nostro paese molto più tardi rispetto ad altri paesi, perché in alcuni casi le prime televisioni già all'inizio degli anni 40 mi pare che esistevano. Anche il colore, per esempio, in America. Io mi ricordo nel 1954 noi comprammo come mia famiglia, abitavamo a Padova quella volta, e eravamo i primi ad averlo in tutto il condominio. Ebbene, tutti i condomini chiedevano di venire a vedere, c'era la raddoppia e così via. E allora mia madre diceva: guarda che non abbiamo più sedie, Tania, portala la sedia. Ecco, quindi sicuramente era un mezzo, se vogliamo, di socializzazione. Qui invece andiamo esattamente all'opposto, c'è invece l'isolamento sociale. Di fronte all'apparente aumento... Perché questo poi è anche l'altra faccia del problema, no? C'è un isolamento sociale a fronte di qualche cosa che in realtà dovrebbe unire o dovrebbe aumentare la socialità. Certo. Ci sarebbe avuto Fellini probabilmente per fare quello che ha fatto con la televisione con Ginger e Fred, per fare la stessa... Sorrentino adesso sta filmando tutti i fenomeni dello scudetto al Napoli, no? Tutto quello che è avvenuto a Napoli. Sorrentino è sulla stessa linea di Fellini, lui dice di no, però siamo abbastanza da quel punto di vista. Tende a vedere quello che sono i fenomeni attuali a livello sociale. Allora, siamo in chiusura, io ricordo soltanto, credo che lei terrà sempre un incontro al congresso dei Lions. C'è il congresso nazionale del Lions il 9-10 dicembre, invito tutti i medici a intervenire, si parlerà di diabete. Dicembre? No, giugno. È come parliamo? 9-10 giugno e fra l'altro è un congresso che daranno anche dei crediti ECM, che serve per l'aggiornamento professionale. Io parlerò di stress, depressione e diabete, perché è qualcosa di bidirezionale. Il diabete crea depressione, lo stress depressione crea diabete. Ci vediamo tra un mesetto circa. Okay. Grazie al professor De Vanna per essere stato con noi, pubblicità, e poi parliamo di un convegno organizzato dal Rotary. Conosco bene.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, per correttezza nei confronti del pubblico, dell'ospite, e anche perché è evidente, preciso che questa parte l'abbiamo registrata. Siamo in compagnia dell'avvocato Daniela Subani del Rotary Club Trieste, che ringrazio per essere venuta nei nostri studi, per parlare un po' dell'attività del Rotary, ma soprattutto per illustrare un convegno che è in programma a Trieste questo venerdì 12 maggio, quindi dopodomani, in Sala Luttazzi, al magazzino 26 del Portovecchio. Il convegno si intitola Il turismo a Trieste fra presente e futuro. E intanto parliamo prima del Rotary. Sì, intanto vi ringrazio dell'occasione di poter esporre questa iniziativa che speriamo trovi successo anche e soprattutto tra i cittadini di Trieste. E io rappresento per delega il presidente del Rotary Club Trieste, dottor Alessandro Cosenzi, che era assolutamente impossibilitato per impegni istituzionali. Qualche cenno sul Rotary. Sì, il Rotary Club nasce nel 1905 a Chicago e viene fondato da un avvocato, Paul Harry. Ci sono ormai più di 35.000 circa club in tutto il mondo, e il Rotary Club di Trieste è stato fondato nel 1924. Quindi il prossimo anno celebreremo il centenario, ed è il secondo club Rotary istituito in Italia, quindi ha una storia molto antica. Il Rotary nasce per un'iniziativa di pochi uomini eletti, diciamo, che volevano mettere al servizio degli altri le loro capacità, professionalità, abilità, ed è il primo club di service al mondo. Ecco, chiariamo il concetto di service. Il concetto di service, i service sono le attività che i vari club del Rotary, in modo, diciamo così, autofinanziato, autogestito, ma anche con l'aiuto della Fondazione Rotary, possono mettere in campo svolgendo delle attività che spaziano da un argomento all'altro. Le aree, le macro aree di attività del Rotary sono 7, tra cui una appunto che è quella dello sviluppo economico del territorio, ed ecco il perché del convegno organizzato questo prossimo venerdì. E le 7 aree spaziano dalla igiene e salute all'istruzione e la cultura, la promozione della pace e la tutela dell'ambiente. Diciamo che i vari club a livello sia individuale sia molto spesso accorpati, distrettuali o a livello internazionale, sulla base di quelle che sono le loro possibilità finanziarie ed economiche, investono per offrire dei servizi o delle attività agli altri, perché lo scopo è proprio quello di mettere al servizio la propria competenza, professionalità, e non a scopo personale, ma per poter arricchire, diciamo, in una sinergia gli altri. E quindi questi service possono andare dall'aiuto, che ne so, alle madri che subiscono violenze e che devono trovare una collocazione con i bambini, alla grandissima campagna che è stata portata avanti da Rotary della lotta per debellare definitivamente la poliomielite, alla costruzione di acquedotti in Africa, a Trieste più, diciamo così, semplicemente anche di aiutare in qualche modo la preparazione di pasti contro la povertà, oppure offrire delle occasioni di svago ai ragazzi disabili. Ecco, questa è una delle cose che io ritengo più meritorie, nel senso, mi pare che il progetto ad Ancarano, se non mi sbaglio, poi è stato cambiato in qualche modo. L'idea era comunque qualcosa di semplice, perché era forse una sorta di uovo di Colombo, però ci voleva qualcuno che lo facesse, insomma. Sì, e quello che va sottolineato è questo, che al di là delle risorse economiche o della spesa autogestita, in cui il Rotary mette a disposizione denaro raccolto tra i propri soci o tramite la fondazione, non c'è solo l'aspetto economico di mettere a disposizione del denaro, ma i vari soci del Rotary, che hanno delle competenze e delle professionalità ben precise, moltissimi medici, ingegneri, quant'altro, mettono a disposizione il loro tempo
per dedicarsi a questi service. Allora, peraltro mi sembra anche che i presidenti hanno una durata relativamente breve, se non un anno. Un anno, e l'anno rotariano va, diciamo, non è un anno solare classico, ma da giugno a giugno. Ah, ho capito. Sì. Allora, parliamo di questa iniziativa di venerdì 12 maggio, che come posso dire, incontra, mettiamola così, incontra la città in un settore di estrema importanza, di estrema espansione, come quello appunto del turismo. Fra l'altro ieri sono usciti anche i dati che riguardano non tanto Trieste ma il Friuli Venezia Giulia. C'è un incremento rispetto ai primi 3 mesi dello scorso anno del 32% di presenze turistiche, quindi insomma significa che la zona, un po' volgare come, chiedo scusa, la zona tira, ecco, insomma, in qualche modo, e quindi un convegno di questo genere in questo momento immagino che rifletta su quello che è il presente, appunto, e però anche getta le basi per un futuro che per certi aspetti è già iniziato, insomma. Certamente, io posso confermare che il Presidente, unitamente al direttivo, in tutto l'anno del suo mandato ha sviluppato moltissime attività proprio per l'ampliamento delle attività a livello dello sviluppo del territorio economico del territorio, e questo sia organizzando conferenze con varie figure istituzionali e così via. E questo del turismo per l'appunto si integra in questa che è una delle aree, macro aree di attività del Rotary. E certamente vedendo quello che è stato il grandissimo sviluppo del porto, ma anche quella che è stato lo sviluppo dell'attività imprenditoriale a Trieste, mi riferisco per esempio agli investimenti per la realizzazione di nuovi hotel, con conseguente anche grandissima importanza della conservazione del pregio artistico di certi palazzi, Palazzo Ras e così via, unitamente alla esplosione effettivamente del turismo, che basta camminare in Piazza Unità per vedere essere diversa da 10 anni fa. Una volta c'erano le scolaresche, adesso noi troviamo gruppi di stranieri di tutti i tipi con la famosa guida con l'ombrellino che li porta in giro a visitare la città. E questo è stato quindi il là per pensare a questo evento che però guardando e scorrendo quello che è anche il programma che è stato ideato è un po' particolare, perché non solo comprende varie sfaccettature di quello che è l'aspetto turismo, ma non è mirato solo a quella che è l'offerta alberghiera, a quella che è l'offerta museale, ovvero si apre a punti nuovi e che io credo possono essere di interesse non solo per gli addetti ai lavori e per le persone più specializzate che proprio per il cittadino stesso. Anche perché scorrendo poi la lista degli ospiti e dei relatori, veramente, e anche gli argomenti, per esempio c'è uno spazio dedicato al turismo scientifico, c'è uno spazio dedicato anche al turismo, lì è un po' difficile trovare l'esatto aggettivo, perché se si parla di turismo culturale io penso ai musei, invece la riflessione su Trieste e le Stelle riguarda il turismo generato da momenti di spettacolo o anche dai film e dalle fiction che sono girate a Trieste e che, voglio dire, restituiscono anche un'immagine della città che noi che l'abitiamo non riusciamo a cogliere, perché magari a certe luci, a certe, come posso dire, a certi paesaggi siamo abituati, quindi non ce ne accorgiamo. Invece magari gente come, se tu parli con un regista e gli dici mi dica una cosa della città che noi non sappiamo, la cosa che sottolineano è la luce. Quindi c'è tutto, si parla anche
del turismo enogastronomico, perché fa parte anche, è proprio tutto. Sì, oltre a quello che già si conosce come la grande, diciamo così, grande evento della Barcolana, che è trainante sicuramente, anche un po' delle chicche innovative, no? Ad esempio, lei citava giustamente le stelle, i teatri. Quella che è stata la stagione particolare quest'anno del Teatro Politeama Rossetti è quella che è la, per esempio, prossima rappresentazione del Fantasma dell'Opera a luglio. Hanno prenotato già da più di 40-50 paesi di tutto il mondo. C'è gente che verrà dall'Australia e dal Canada per assistere, e questo porta il turista a Trieste, e se piace ci ritorna. E la segnala magari anche a qualcun altro. E la segnala a qualcun altro. Ma anche un altro argomento interessante di cui ci parlerà la dottoressa Barbara Franchini, Arcademy, che è un museo unico in Italia, che noi abbiamo avuto la fortuna di visitare in anteprima, e che raccoglie, mi pare, più di 100.000 book, non so, un numero impressionante di raccolte di lavori, di presentazioni di lavori di giovani stilisti nel design in generale, che sono stati, che hanno partecipato a Trieste, che provengono da tutti i paesi del mondo, dalla Corea, dal Giappone. Alcuni di questi, quando sono venuti a Trieste, e poi sono ritornati e hanno creato un indotto in qualche modo. No, anch'io consiglio, noi penso ce ne occuperemo quanto prima in una puntata di Trieste d'Arte dell'Arcademy, che è qualcosa di bellissimo, innovativo, e insomma Barbara Franchini è una che insomma sa il fatto suo, e giustamente riceve adesso dalla città, come posso dire, un giusto riconoscimento per l'impegno, perché io sfido chiunque. Quando è cominciato VIS, 20-25 anni fa, se non mi sbaglio, era una scommessa azzardata anche immaginare che una città come Trieste, molto rigida, eccetera, aprisse addirittura alla moda contemporanea. Andate a visitarlo anche se avete voglia. Ci sono opere di tutti i tipi, dal cuoio alla pelletteria, alla rappresentazione. Ecco, anche la parte scientifica di Trieste, sicuramente Trieste è al top, quantomeno a livello europeo e comunque nazionale sicuramente, per quelle che sono le istituzioni scientifiche insediate qui, numero di ricercatori in proporzione agli abitanti, quindi sono tutti argomenti che fanno di Trieste una città sempre più eletta da molti stranieri. Vedi anche la creazione della direttrice di In Trieste, quella rivista online e sito che ogni giorno in lingua inglese descrive tutte le novità o le, diciamo, curiosità di Trieste, dal cappuccino, dal capo in B in poi, come viene descritto. Volevo sottolineare anche che, a parte le presenze così particolarmente specializzate, che l'evento è aperto a tutti, è gratuito, e che è sufficiente andare sulla pagina Facebook del Rotary Club Trieste o anche su quella del comune per potersi iscrivere e avere già il bigliettino, arriva via mail il bigliettino per partecipare. Tra l'altro magari ne discutiamo adesso io e lei senza, non senza cognizione di causa, ma insomma è vero questo, no? Quando si parla di turismo, è il settore che la pandemia ha colpito immediatamente, insomma, no? Tutti noi abbiamo in mente quegli anni, insomma, sono passati 3 anni fa, insomma, non è che sia passato, non è passato tanto, l'abbiamo cancellato. Abbiamo comprensibilmente. Psicologicamente voluto cancellare. Sì. Abbiamo in mente, no, le città d'arte deserte, Roma senza nessuno che ci camminasse, Venezia e anche Trieste, insomma. Però è anche vero che per tutta una serie di ragioni, anche psicologiche se vogliamo, è il settore che si è ripreso prima e meglio di altri.
Sì, perché io credo che la gente dopo questa esperienza ha avuto bisogno, ha avuto bisogno di riprendere a vivere. Credo che qualcuno forse, certo se aveva qualche disponibilità economica, si è anche reso conto che metterli da parte e non fare piuttosto un viaggetto, no, forse non ne valeva la pena, perché tante persone sono finite proprio male. Sarebbe stato meglio dire non avere un rimpianto riguardo a un viaggio, a un'esperienza di questo tipo. Sì. E poi c'è stata probabilmente, adesso poi tra qualche anno si storicizzerà anche questa piccola epopea, però forse c'è stato anche chi giustamente ha capito che la città poteva offrire qualche cosa. Credo che ci sia stato un grande sforzo da parte di tutte le istituzioni, degli enti locali, regionali, pubblici locali regionali, per fare veramente una piattaforma di lancio di Trieste. I numeri lo confermano. L'unico punto forse che se posso farei è con una minima spesa. Trovo che le nostre pubbliche amministrazioni sull'autostrada potrebbero mettere qualche cartellone in più per richiamare l'attenzione del turista a fare una deviazione. Quando noi andiamo in Francia, in Belgio, in questi posti, ci mettono cartelloni enormi anche per dire che c'è un pozzo del XIII secolo. Noi abbiamo l'abbazia del Corno di Rosazzo che ho visitato per caso, che nessuno sa che esiste. E anche un'altra cosa, i triestini qualche volta, a mio avviso, dovrebbero prendersi una domenica e fare i turisti a casa propria. Sì. Io mi ricordo una volta a Parigi, la televisione insisteva per una settimana su una mostra di Renoir che si sarebbe inaugurata al Palais Royal. Insomma, ho detto, se è una settimana che questi insistono, varrà la pena. E quindi l'ultimo giorno di vacanza ho detto, andiamo a vedere questa mostra di Renoir, eccetera. Ora, non è che si può dire che erano croste, perché comunque era sempre... Però noi dobbiamo, forse questo sì, dobbiamo imparare da determinati paesi anche un pizzico di sciovinismo, un pizzico di nazionalismo, proprio per parlare bene delle nostre cose, insomma, no? Questi, ripeto... Valorizzarle, sì. E poi dopo... lasciamo perdere, perché poi dopo ci porterebbe anche... Però ecco, per esempio, io mi ricordo, lei ha detto una ventina d'anni fa, oggettivamente, già una ventina d'anni fa la città era diversa, si stava già un pochettino, come dire, liberando di un passato molto grigio. Di città da confine. Di una città da confine. Io mi ricordo, confesso che una volta ho letto l'autobiografia di Joan Collins. Ognuno ha dei peccati di gioventù che tiene magari a nascondere. E mi ricordo che, parlando di un film che lei girò a Trieste, scrisse: non ho mai visto una città più deprimente di questa, ma parlava della Trieste di fine anni 70. Io, se fossi nei nostri amministratori, la inviterei, cioè direi, venga a vedere com'è cambiata questa città. È stata molto abbellita. Non la trovo sicuramente più deprimente, ecco, no, insomma. Sicuramente no. È un altro elemento anche di novità che può attrarre qualcuno dei nostri cittadini a partecipare a un convegno, perché non tutti hanno sempre voglia. E anche quella che sarà la relazione della direttrice della Film Commission Regione Friuli Venezia Giulia. Perché io, quando ho assistito alla sua presentazione, sono rimasta stupita, perché la gente dice sì, che bello, girano i film a Trieste, ma perché vengono a girare i film a Trieste o i video musicali? E c'è un lavorio sotto di promozione enorme e porta tanto alla città. Anche perché poi sono parecchie maestranze anche locali che vengono coinvolte. Certamente, pagano anche delle fiction, delle TV o delle catene private, pagano per poter girare. Ma pensi che mi hanno detto che ci sono dei turisti che ogni tanto chiedono dov'era Sol Melara, quella delle fiction, che vogliamo andarla a vedere. Sì, ma funziona così, nel senso... Così. E poi dopo, questo magari è un altro discorso, chi gira chi gira i film ha delle volte anche la possibilità di penetrare in luoghi proibiti per noi comuni mortali. Certo. Per esempio la seconda parte del Ragazzo Invisibile hanno potuto girare dentro il gasometro,
e io ogni volta che mi affaccio dalla nostra terrazza vedo il gasometro e mi prende un po' di fastidio all'idea che quella struttura non venga utilizzata. È un peccato, però no, penso che molto difficile. È difficile. A Copenaghen, in un gasometro praticamente identico, hanno realizzato un bellissimo teatro. Vede, io dico sempre, noi abbiamo a disposizione una Royal Albert Hall già costruita, bisognerebbe solo riempirla, eccetera. Desumo che sia difficile, però insomma. Ma per esempio, anche qui discutiamo fra me e lei, e quindi non. Lei, nella storia recente di Trieste, sì, riesce a trovare un avvenimento, un evento, anche magari che possa aver cominciato a cambiare la città? Io ce l'ho. Non credo che sia stato un solo evento, ma credo che sia stato un concatenarsi non solo di più attività, ma anche da parte di soggetti diversi. Parlo anche di amministratori pubblici locali che hanno veramente investito e si sono spesi per abbellire la città, toglierle questa patina grigia e per far sì che ne venga fuori in tutta la sua bellezza, come giusto che sia. Anche andando contro l'opinione pubblica di allora, io ricordo Certamente. le polemiche sulle pedonalizzazioni delle strade, adesso nemmeno ci ricordiamo di via San Nicolò con le macchine, ma ricordo all'epoca della... Sì, però Trieste in particolare, quando cambi qualcosa tutti protestano, però vede, secondo me chi fa rischia di sbagliare e di scontentare qualcuno. Se uno non fa nulla, non cambia nulla. Non cambia nulla, sì, no? Ma non cambia nulla. Ma poi abbiamo anche esempi il Ponte Curto e queste cose qua che... Cioè, è bello sottolineare appunto che la città... Tra l'altro avete poi, vedo anche, perché davvero l'elenco degli ospiti è... insomma, c'è Guerino Lanci, presidente di Federalberghi, c'è Andreina Contessa che sta facendo un lavoro non encomiabile, di più a Miramare, l'ha cambiato da così a così, iniziando dalle parti, cioè non trascurando le parti non così visitate, certo. anche il parco sopra dove certo. andavo, anche lì insomma, c'è Stefano Curti appunto dello stabile di Friuli Venezia Giulia, Federica Suban della FIPE, Tania Cosmina, sindaca di Morupino, dovrebbe essere presente anche lei, c'è anche Serena Cividin e che quindi darà forse una, come dire, valuterà il tutto da un'altra parte, quindi avrà... Anche Serena Cividin è una socia del nostro club e quindi anche lei ha cercato di dare quello che poteva come contributo al massimo della sua competenza, anche sicuramente direi che... migliore. La mia competenza in tema di turismo si ferma a quelle che erano le mie esperienze universitarie, e quando ero ragazza facevo l'accompagnatrice turistica, però è stato per 5-6 anni un bel lavoro. Come li portava a Trieste? No, giravo l'Europa, Italia e Europa. Iniziai con l'UTAT e poi lavorai con la Centro Viaggi. Ho capito. Con l'UTAT mitica. Sì, con la mitica UTAT. Col pullman. Quindi col pullman. Anche con l'aereo talvolta, ma è stata un'esperienza che, devo dire, mi ha formato e mi ha fatto innamorare di quella che è l'attività turistica in generale. Ecco perché mi sono offerta in qualche modo di dare un piccolo contributo in questa circostanza. Allora, andiamo verso la chiusura. Prima di ricordare ancora l'appuntamento di venerdì prossimo, è una domanda che in genere aiuta a chiudere, è un po' stupida come domanda, ma non ne hanno pensate ad altre, insomma. Prossimi, il Rotary dopo di questo cambierà il presidente. Dopo giugno cambierà il presidente, il nuovo presidente sarà molto impegnato ad organizzare anche tutte le celebrazioni per il centenario, anche in sinergia, questo è stata una specie di anteprima all'esito dell'ultima conviviale insieme al rettore dell'Università di Trieste, perché quest'anno il centenario è anche per l'Università di Trieste. Ah già, è vero, quindi è tutto una... Quindi ci sarà un po' di E invece il prossimo appuntamento, diciamo,
se non pubblico, ma comunque come questo evento, non so dirlo, eccetera. perché non è ancora in fase di organizzazione. Anche perché bisognerà aspettare eventualmente l'insediamento del nuovo direttivo. Allora, ricordatevi, c'è qualcosa da dire ancora? Io volevo ringraziare moltissimo il Comune di Trieste, in persona del suo sindaco, per averci messo a disposizione la Sala Luttazzi e per il patrocinio che ci ha dato. Ringraziare tutti i soci del Rotary che si sono spesi dando il loro contributo, e in particolare anche lo studio Sandrinelli che ha curato la parte organizzativa proprio dell'evento, anche la Tiziana Sandrinelli è la nostra socia, e anche in conclusione ringraziare la giovane Vittoria Di Ruscio che ci ha allestito la parte grafica della locandina. Allora, ricordatevi questo appuntamento in Sala Luttazzi al magazzino 26 in Sala Luttazzi, venerdì 12 maggio a partire dalle ore 15. Il turismo a Trieste fra presente e futuro, un convegno organizzato dal Rotary. Io saluto l'avvocato Daniela Subani e la ringrazio per essere stata con noi. Ci vediamo domani, come sempre, a partire dalle 18. Buona serata a tutti e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.